Una ricetta in meno di un minuto. Bella! Cuciniamo insieme ad Andrea rigatoni, crema di parmigiano reggiano stagionato 36 mesi, guanciale croccante e polvere di olive nere. Amo ninni in cucina. Il guanciale in una padella senza liquidi lo rendiamo croccante. Dopodiché caliamo la pasta, un po' dell'acqua di cottura la mettiamo in una bolla e facciamo scendere la temperatura dell'acqua. Una volta scesa la temperatura aggiungiamo il parmigiano e con una frusta dobbiamo ottenere questa crema qua. Una volta cotta la pasta, anzi 3-4 minuti prima che finisce di cuocere, nella padella dove abbiamo cotto il guanciale mettiamo un po' di acqua di cottura e facciamo raccogliere alla pasta stessa tutti gli umori della padella. A fuoco spento aggiungiamo la crema parmigiano e mantechiamo in questo modo. Wow! Impiattiamo mettendo il guanciale croccante sopra, la polvere di olive nere e un po' della nostra salsa. E bella magica!